Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Segnalibro. Apriamo con le biblioteche e museo, perché è sempre di più questa la tendenza, quella cioè di fare delle librerie, delle biblioteche, dei luoghi in cui poter vedere, oltre che fermarsi, leggere, sottolineare, studiare, dei luoghi di incontro. Oggi vi vogliamo segnalare in questo viaggio che ormai abbiamo cominciato da un po' di tempo, una biblioteca molto particolare a Bologna, che è anche una biblioteca tematica, davvero originale nel suo genere, conserva degli spartiti unici al mondo. Siamo nella biblioteca oggi del Museo Internazionale Biblioteca della Musica di Bologna, una delle biblioteche più importanti d'Europa, che contiene ad oggi circa 120.000 documenti musicali. Il nucleo originario di queste straordinarie collezioni musicali nasce da un grandissimo collezionista, erudito, musicista del Settecento, padre Giambattista Martini, il padre di tutti i maestri, come veniva chiamato all'epoca. Tutti i musicisti si riferivano per avere degli aiuti, per avere delle lezioni durante il secolo d'oro della musica italiana. Così facendo padre Martini conosce, senza mai muoversi da Bologna, tutti i più importanti musicisti dell'epoca, di cui colleziona in maniera veramente enciclopedica non solo gli spartiti, non solo le partiture, non solo strumenti musicali, ma, come possiamo vedere in questa sala, anche i ritratti più famosi. Nella biblioteca di Bologna, nella biblioteca della musica, sono conservati alcuni tra i documenti musicali più importanti al mondo, e soprattutto l'Harmonische Musisches Odecatonal, la Bibbia di Gutenberg per la musica, il primo spartito stampato della storia della musica, di cui esiste oggi al mondo un solo esemplare, che ovviamente è qui a Bologna. Nella sala dedicata all'opera dell'Ottocento, uno dei pezzi principali è sicuramente il meraviglioso Pleyel 1844, tradizionalmente è appartenuto a Gioachino Rossini. Un altro dei nostri pezzi forti, il manoscritto autografo del Barbiere di Siviglia, aperto sull'aria della cavatina di Figaro. Ah, che bel vivere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. E a proposito di musica, c'è uno stretto legame tra la lettura, la scrittura, con la musica, gli spartiti, che di solito riecheggiano quelle che sono le tradizioni, le sonorità di un luogo e diventano linguaggio per comunicare con gli altri. È l'esperimento di un gruppo calabrese, i Cumme Dedè, nato da poco ma abbastanza affermato, composto da professionisti come Checco Pallone, che tra poco ci racconterà del gruppo, e amanti della musica. Dovesse diventare suricello del mare, dovesse diventare suricello del mare, per le rusicare si catene come strignano le pere, come fanno sciame. Per le rusicare si catene come strignano le pere, come fanno sciame. Cumme Dedè sono un gruppo che si fonda e si forma su un'idea fondante, che è l'utilizzo delle percussioni calabresi, i tamburelli, che da sempre è uno strumento relegato un po' all'accompagnamento delle nostre tarantelle. Noi abbiamo cercato un po' di dargli una veste più internazionale, affrontando con questo strumento sonorità
e musiche di altri mondi, quindi provenienti un po' da tutte le aree. Questo per cercare di stabilire che la musica è un po' uguale in tutti i mondi, perché la musica africana parla delle stesse cose di cui parla la musica calabrese, così come la musica sudamericana, così come la musica irlandese e così via dicendo. Quindi queste musiche tradizionali sono accomunate da un unico spirito, che è il bisogno di parlare dei popoli e del popolo, per cui i Cume Dei fanno sintesi di questa logica assieme al tamburello. Il tutto nasce dal corso di tamburelli che io faccio al Teatro dell'Acquario da diversi anni, e 3 anni fa facemmo questo saggio che in realtà andò veramente molto bene, era diverso dai soliti saggi, non era la dimostrazione di bravura, ma era l'idea di fare gruppo, prendendo spunto dalla musica tradizionale e creando una sonorità che fosse un gruppo e non un saggio. È andata bene, per cui abbiamo deciso di rendere questa esperienza più professionale e più stabile, dando proprio la forma di un gruppo musicale. Quindi ci siamo proposti a festival, abbiamo suonato in giro e devo dire con grande soddisfazione che è andata benissimo, perché comunque la musica che esprime il gruppo di Cume Dei è una musica, come dire, contagiosa, perché è allegra, perché si vede che è sincera, non c'è nulla di artefatto, cioè la musica è complessa, però il messaggio è molto sincero, quindi quando la musica è sincera, con qualsiasi tipo di messaggio artistico è sincero, credo che possa arrivare con più facilità a chi ascolta. Questi sono i Cume Dei. In realtà è quindi un gruppo formato da alcuni professionisti, quali Carlo Cimino, Piero Gallina ed io, e una serie di altri musicisti che oggi per la prima volta da un po' di tempo si affacciano al mondo musicale e tentano questa strada per diventare anche loro dei professionisti, perché no, più in là alcuni di loro hanno già intrapreso anche studi musicali, quindi questo che significa in realtà che le esperienze che noi quotidianamente viviamo poi alla fine possono portare anche a delle decisioni di vita differenti. Alcuni di loro hanno deciso di fare i conservatori, eccetera, quindi questo modo di stare insieme crea delle sinergie e delle energie che altrimenti probabilmente non si sarebbero create. Sempre paura fino a quando muora. E torniamo alla lettura classica, ai libri. Ebbene, come poter avvicinare i ragazzi alla lettura? Questo è un problema che sentono soprattutto gli insegnanti, soprattutto i genitori. C'è un'età particolare che è quella dell'infanzia e dell'adolescenza in cui, dicono gli esperti, si gioca il futuro dei lettori. È in quel lasso di anni che ci si avvicina o ci si allontana dai libri. E c'è un altro problema, che è quello poi della comprensione del testo, quindi leggere aiuta a sviluppare delle capacità che sono legate non soltanto alla creatività ma anche alla logica. Molti docenti di matematica ci segnalano che la difficoltà principale per i ragazzi è soprattutto legata alla comprensione del testo. Allora, come avvicinare i ragazzi alla lettura e far sì che comprendano tutto ciò che leggono? Noi ci siamo, come dire, abbiamo valutato più esperti in questo, poi abbiamo preferito farvi sentire uno scrittore importante che si è posto il problema e ha dato dei consigli di lettura. Lui è Gianrico Carofiglio. Non è facilissimo dare consigli di lettura in genere ed è ancora meno facile dare consigli di lettura a ragazzi di 14-15 anni, per molte ragioni, alcune immediatamente percepibili, altre meno. Certo, i punti di vista, i gusti
la visione del mondo sono così differenti che è davvero difficile trovare dei punti di convergenza. Detto questo però ci provo. Il primo libro che mi viene da suggerire è una specie di via di mezzo fra una biografia di una infanzia e di un'adolescenza e un romanzo. Si chiama Vestivamo da Superman, è scritto da quello che secondo me oggi è il più grande umorista del mondo, si chiama Bill Bryson, ed è la storia della sua infanzia nei magici anni 50 americani. È la storia, diciamo, di un ragazzino che si affaccia a un mondo di possibilità in un'epoca in cui c'erano tante paure come ci sono anche adesso, ma c'era molto più di adesso l'idea di un mondo da costruire o da ricostruire, cioè insomma una dimensione di ottimismo che però non è raccontata in modo piatto. Il libro è commovente ed è divertentissimo, in alcuni punti si ride da soli fino alle lacrime, mi sento francamente di consigliarlo. Così come di tono diciamo biografico e allo stesso modo umoristico e divertente, La mia famiglia e altri animali, di uno zoologo inglese, si chiama Gerald Darrell. E il terzo libro, anche questo ha un tipo di narrazione biografica, è meno divertente nel senso delle risate, ma è una straordinaria narrazione di verità. È un libro che io non avrei mai letto se una libraia di cui mi fido molto non me lo avesse consigliato caldamente dicendo lo so, anch'io non volevo leggerlo e poi mi sono convinta. Ed è un libro che si intitola Open, è la biografia di un tennista, Agassi. Davvero sarebbe una delle cose più lontane dai miei gusti se dovessi parlarne in astratto, ma il libro racconta davvero la tragedia del vincitore, l'eroismo dello sport, è anche una bella storia d'amore raccontata in maniera non stucchevole, anzi diciamo con accenti di verità, con un finale che veramente le ultime 2 pagine valgono tutto il libro. Open di André Agassi. Quanto contano i classici nella nostra formazione? Pensiamo tanto, e c'è una delle opere più importanti al mondo, parliamo della Divina Commedia, l'opera più tradotta al mondo dopo la Bibbia, che è appunto l'opera di Dante Alighieri, che riesce ad essere moderna nonostante siano trascorsi 700 anni dalla sua pubblicazione. Anzi, c'è un ritorno a Dante, tanto che il grande cinema vuole e pensa di fare e di girare un film sulla vita di Dante Alighieri firmato da Pupi Avati. La Divina Commedia si presta a tante interpretazioni, non solo nella lettura. A noi piace sottoporre alla vostra attenzione questa idea della De Agostini, un'animazione in 3D, il brano è famosissimo, è l'incipit dell'Inferno, quindi della prima cantica. Ebbene, gli autori di quest'opera, che è un'opera audiovisiva, sono Paolo Parlavecchia, Gualtiero e Roberto Carraro. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. All'inizio del primo canto, che funge da introduzione all'intero poema, Dante si è smarrito in una foresta irta di ostacoli, e simbolo allo stesso tempo del traviamento del poeta e dello stato di corruzione e di infelicità dell'umanità intera. Intorpidito dal sonno del peccato, il poeta non ricorda neppure come ha potuto perdere la retta via. È l'alba del venerdì santo del 1300, anno del primo giubileo, e Dante, come il profeta Isaia, viene confortato dalla vista di un simbolo divino, il sole nascente che illumina la vetta di un colle. Ma la selva nasconde ulteriori minacce. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta. La lonza è la prima delle 3 fiere, allegorie evocate dall'immaginario dei bestiari medievali, che sbarrano la strada al poeta. Sopraggiunge un secondo felino, un superbo leone, seguito da una lupa affamata che respinge Dante nell'oscurità della selva. Mi ripigneva là dove il sol tace,
Il silenzio del sole è immagine dell'abbandono della grazia divina. All'apice della disperazione, d'improvviso, appare dinanzi a lui un'ombra silenziosa, alla quale chiede aiuto. «Miserere di me», gridai a lui. È l'anima di Virgilio, l'autore più amato da Dante, che lo conforta e lo invita ad intraprendere un nuovo viaggio verso la salvezza dal peccato, rappresentato dalla selva e dalle fiere. «A te convien tenere altro viaggio», rispose poi che lagrimar mi vide, «se vuò campar desto loco selvaggio». Con un discorso profetico e oscuro, Virgilio annuncia il futuro arrivo del Veltro, misterioso salvatore del mondo e dell'Italia. Si offre quindi come guida e prefigura a Dante il viaggio nell'oltretomba. La prima tappa è un luogo familiare al poeta latino, l'inferno, già visitato da Enea nell'Eneide. «Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti». Il viaggio proseguirà salendo la montagna del Purgatorio, dove le anime espiano i loro peccati nella speranza dell'ascesa ai cieli. Virgilio preannuncia infine al poeta che un'altra anima più degna di lui, Beatrice, lo condurrà al paradiso. Dante acconsente e i due si mettono in marcia. Allor si mosse e io li tenni dietro. Come ogni settimana non può mancare la nostra classifica. 10° posto questa settimana per La ragazza della luna di Lucinda Riley, edito da Giunti, 5° episodio della saga delle 7 sorelle, l'avventura di Tiggy a caccia delle sue origini, l'incontro con strani personaggi, scrittura incalzante in una contaminazione di storia e fantasy. 9° posto questa settimana per Massimo Recalcati con Mantieni il bacio, lezioni brevi sull'amore, edito da Feltrinelli. Siamo sicuri che una buona relazione amorosa sia quella che si fonda sull'immedesimazione empatica? E se l'empatia fosse solo una parola d'ordine dei terapeuti di coppia per scongiurare l'alterità irriducibile dell'altro? Si domanda questo Massimo Recalcati in Mantieni il bacio, lezioni brevi sull'amore. Resta saldo all'8° posto Le parole di Sara di Maurizio De Giovanni. 2 donne si parlano con gli occhi, conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Una storia avvincente nello stile di De Giovanni. Scivola al 7° posto I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, edito da Sellerio. Un bravo ragazzo, i lavoretti per raggranellare i soldi per un viaggio di piacere. Viene trovato morto dentro la sua utilitaria, le mani legate al volante. Del caso si occupano i sovrintendenti Ghezzi e Carella ed è un'indagine dove gli indizi, anziché mancare, sembrano troppi. Perde qualche posizione e si colloca al 6° posto Haruki Murakami con L'assassinio del commendatore, libro secondo, edito da Einaudi. Una dimora sperduta ma non del tutto isolata, un grande artista e tanta suspense in un libro dall'intreccio fitto. New entry al 5° posto per Daniele Di Benedetti con Ricordati di sorridere, edito da Mondadori. Il protagonista è Daniele, 30 anni, che ha sviluppato un legame unico con la sua community di centinaia di migliaia di persone che lo seguono sui social e nei suoi eventi live. La felicità, è la tesi del libro, è già dentro di noi, è nelle piccole cose, nella nostra capacità di individuare e concentrarci sul bello della nostra vita, nel sentirci più ricchi interiormente. In 4ª posizione Andrea Camilleri con Chilometro 123, pubblicato da Mondadori. Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Esther, a non rispondere è Giulio, finito in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. Non è una commedia rosa, il colore di questa storia è decisamente un altro.
Terzo posto per Valerio Mazzei e Sespo con #Valespo, edito da Mondadori. Narra dell'amicizia tra Valerio e Sespo Edoardo Esposito, un libro scritto a 4 mani in cui i due ragazzi raccontano le loro vite, il modo in cui YouTube ha cambiato le loro esistenze e molto altro ancora, parole accompagnate da foto inedite. Conquista il secondo posto Robert Galbraith con Bianco Letale, edito da Salani. Si tratta del quarto romanzo della serie, incentrato sulla figura dell'investigatore privato Cormoran Strike, un'indagine complicata, un thriller mozzafiato. Il podio questa settimana è per Antonio Manzini con Ogni riferimento è puramente casuale, Sellerio editore. È il mondo della comunicazione quello che più interessa e diverte Manzini, con i suoi miti, le sue prigioni, gli immancabili riti. Anche il sesso finisce per farne parte come un ingrediente indispensabile con cui condire il successo. E chiudiamo con uno spazio che è diventato davvero molto atteso, gli audiolibri, la fiaba letta per chi non può leggere. L'idea, lo ricordo sempre, è stata di Luca Chito, un'idea vincente. Oggi abbiamo proprio scelto per voi questo brano. Una rana vide un bue forte e bello vicino a uno stagno. «Se solo fossi così», esclamò. «Sentitela», commentò un'altra rana dal canneto. «Non sa far altro che sogni di grandezza». La rana era tanto piccola che il bue non la vedeva neppure, ma lei vedeva il bue molto bene e ne ammirava le dimensioni a tal punto che quasi crepava d'invidia. Così si gonfiò quanto poté e chiese alle altre rane se adesso non era più grande del bue. «Non ancora», risposero quelle. La rana si gonfiò ancora e richiese: «E adesso chi è il più grande fra noi?» «Il bue», ripresero le rane. Indignata, la rana si gonfiò ancora di più. Questa volta si gonfiò tanto da farsi scoppiare la pelle. «Vedete?» commentò una delle altre rane. «Non c'è modo di farsi più grandi di quel che si è». È tutto, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento resta fissato alla prossima settimana. Grazie come sempre a Luca Chito in regia.